Allora, vediamo se StreamYard ci dà qualche segnale di vita per sapere se siamo in live. Direi Pare proprio proprio di sì. Quindi a questo punto, bentornati su Parresia. Allora, la puntata di oggi è dedicata ad un conflitto tra due, possiamo dire, nazioni, anche se una di queste, insomma, si creerà facendo, insomma, durante questa serie di conflitti, questa serie di battaglie e scontri, ovvero l'impero spagnolo asburgico come prima, e invece la seconda sarà quella che diverrà la Repubblica delle Sette Province Unite. Ora, un conflitto che durerà almeno 80 anni, anche se in realtà potremmo pensare anche di più, forse, e che si intreccerà ovviamente con un'altra guerra, forse un po' più famosa e più studiata anche nei banchi di scuola, cioè la guerra dei 30 anni, e inoltre che avrà termine proprio con i trattati che ne sanciranno la pace di quest'ultima guerra nel 1648. Quindi ne parliamo con un gradito ritorno, l'amico e divulgatore youtubico Riccardo Mardegan dei ragazzi di Accademia dei Pugni, quindi buonasera Riccardo, grazie di essere qui. Evviva, buonasera ragazzi, Luca, la presentazione dell'invito ovviamente, anche perché appunto mi dà la possibilità di parlare di temi che a me sono cari e che, come giustamente dicevi anche prima, in offline purtroppo non vengono fatti assorbire a sufficienza nelle scuole dell'obbligo. Vai pure. Guarda, no, allora, perché? Perché praticamente si parla solamente della prima parte un po' di questo conflitto. Chiaro. Tutto ciò che accade dopo è un po' lasciato così, in sordina, magari non ci si occupa troppo di questa parte, però è estremamente importante perché per la storia moderna è proprio da qui che inizia il cosiddetto secolo d'oro olandese, no? E quindi anche la loro infinita potenza sui mari, quella che poi sarà l'attaccatura di quell'epopea che saranno le guerre anglo-olandesi, dove diciamo una figura, per chi segue diciamo la storia militare, è l'ammiraglio Ruyter o Reiter che dir si voglia, e che ovviamente insomma è molto importante, e se non sappiamo questa parte non capiamo quella successiva, che magari insomma ci dedicheremo magari a queste guerre anglo-olandesi un'altra live a parte. Però allora, giustamente subito ci chiedono, parleremo anche della prima parte del film alla triste? Ovviamente sì, ma parleremo anche del prequel della prima parte del film Esatto. alla triste. E direi proprio infatti di partire, qua abbiamo qualche piccola slide che hai preparato tu, Certo. Riccardo. Abbiamo 1568, 1648, 80 anni di guerra, ma come ho detto c'è un prequel, cioè Sì. parliamo a questo punto di perché l'Olanda, perché le Fiandre, perché questa regione diventa oggetto del contendere, diciamo, tra gli Asburgo in primis, ovviamente quelli che saranno le città che formeranno successivamente le province unite. Partiamo da, direi, il 1500, proprio Ma 1500, cioè Carlo direi V proprio in di sì. primis. Vai. Allora, questi qui sono un po' i protagonisti, diciamo, da parte asburgica. Sono Filippo II, terzo, quarto, quindi insomma nell'ordine sono anche facili da ricordare. Filippo IV è appunto quello di Alatriste, tanto per dare un attimo un po' le coordinate di dove andremo a parare. Filippo II, figlio eccelso appunto di Carlo V, personaggio conosciutissimo, ultimo re medievale, insomma se ne dicono molte su di lui, ed dominava veramente un impero vastissimo dal Perù al Messico, Spagna, Castiglia, Boemia, Borgogna, eccetera, eccetera. E appunto nasce a Gand, quindi un personaggio che è costitutivamente fiammingo lui stesso, parla anche spagnolo in maniera un po' stentata, ha un brutto rapporto col nonno che è Ferdinando, il marito di Isabella la Cattolica, quindi insomma è un personaggio effettivamente, tra virgolette, apolide, no? In diciamo, questa corte che è itinerante, lui che veramente si comporta molto spesso come un sovrano di altri tempi, no? Diremmo noi, un personaggio medievale, fa le giostre, la va a caccia molto spesso, insomma. Ecco, è un personaggio che lascia, diciamo, negli anni dopo il 40, nel 1540 c'è un episodio abbastanza importante, che proprio la città di Gand si ribella all'imperatore. Carlo V non ha dubbi su quello che va fatto,
e va a reprimerla nel sangue. Ecco, dopo questo episodio Carlo V inizierà a redigere un memoriale che verrà affidato al figlio alla fine degli anni 40, se non ricordo male, nel 1548, si chiama il Memoriale di Augusta, nel quale, come si usava fare all'epoca, insomma, l'anziano padre monarca dà un attimo delle linee guida, no? Da un vademecum al figlio. Ecco, e lui, parlando appunto di questo territorio che a lui stava molto caro, quindi le Fiandre, la Zelanda, insomma quelle che poi saranno le Province Unite, dice di stare attento perché comunque sono molto ricche, sono molto potenti e nella sua ottica, diciamo, il principale problema delle Fiandre è di mantenerle unite, come poi sarà il nome anche del potentato, per difenderle meglio. Ovviamente Carlo V, che aveva passato praticamente tutta la sua vita a combattere con i francesi, temeva, come giustamente poi sarà effettivamente, un conflitto con la Francia. Nel 1556, nell'agosto del 1556, i tempi sono maturi, Carlo V lascia il potere al figlio, a Filippo II, che ha uno stile di governo completamente diverso rispetto a quello del padre. Qui, se vi va, una lettura che non è leggerissima a livello di pagine, perché è molto corposa, ma è molto spassosa. C'è la biografia di Geoffrey Parker, quel grandissimo Geoffrey Parker sulla rivoluzione militare, che appunto è stato l'argomento, tra l'altro, della live di cui sono stato ospite l'ultima volta. Ecco, c'è una biografia su Filippo II che ve lo descrive con una metafora di, usata da Brodel, ma che è dei suoi contemporanei, e dice: Filippo II è un ragno nella sua tela. Quindi è un suo monarca che sta in un posto fisico, quasi sempre lo stesso posto che è l'Escorial, il palazzo monastero, e appunto che dispone di una tela che è stata tessuta e che viene mantenuta intatta da una serie di informatori, governatori, familiari. Ma vedremo che quando inizieranno i problemi nelle Fiandre, che adesso spiegheremo, manda la sorella Margherita d'Austria. Ecco, bene, un re che ha, diciamo, più, anche se vogliamo, una faccia sinistra, no? Perché chiaramente il ragno non è che evochi proprio un animaletto di compagnia coccoloso, no? Quindi un personaggio che ha una serie, poi che colleziona anzi una serie di appellativi come il re prudente, il re papelero, anche, cioè il re burocrate, esatto, no? E questo personaggio, che appunto è molto più sedentario di Carlo V, è al 100% uno spagnolo castigliano, cioè lui si considera spagnolo e parla correntemente spagnolo, insomma, e sposta la sua attenzione su quella parte della monarchia proprio perché il padre aveva deciso di lasciare in eredità invece al fratello la parte, diciamo, imperiale. Quando parlo di parte imperiale ci riferiamo ovviamente all'impero germanico, quindi che ruota intorno a Praga e insomma e Vienna. Filippo II ha appunto scolasticamente, diciamo così, due fasi, una buona e una cattiva. Diciamo, il punto di partita è il 1580, ma appunto arriviamo con ordine. Negli anni 60, dato saluto Quarta Dimensione, che vedo che si è sì, profilato infatti, giustamente. no, tra l'altro grazie oltretutto per la donazione, che io adesso infatti volevo rimettere qua, quindi grazie per il supporto. Scusami per l'interruzione, prego No, no, ma Riccardo. doverosissima. Ecco, Filippo II, che è nelle speranze, nell'ottica del padre, Filippo II è il re per finire tutti i re, nel senso che riesce a ottenere un matrimonio eccezionale, perché, come giustamente ricordava un utente, è il marito della cosiddetta Bloody Mary, quindi Maria Tudor la cattolica. Esatto. E diciamo, se il matrimonio fosse andato a buon fine, nel senso si sono sposati effettivamente ma non hanno poi effettivamente generato un erede, bene, se fosse andata a buon fine la cosa, l'erede di Filippo II, quindi questo Filippo III di una timeline alternativa, avrebbe ereditato anche la corona di Inghilterra e Irlanda, sarebbe stato veramente proprio
il potere incontrastato del cattolicesimo, che proprio in quegli anni lì si stava confrontando politicamente e teologicamente con la riforma protestante. Insomma, dal 1517 la riforma si sta ampliando, sta, diciamo, tendendo i suoi tentacoli multiformi, perché c'è il luteranesimo, ma nella zona che ci interessa a noi, cioè nelle Fiandre, c'è il calvinismo, poi c'è Zwingli in Svizzera, insomma ci sono vari modi di intendere questo nuovo messaggio, e ovviamente in Inghilterra, come tutti sanno, Enrico VIII ha l'idea di fare l'anglicanesimo. Quindi insomma ci sono una serie di livelli che si stanno mescolando, livelli di conflitto in questa Europa molto convulsa, convulsa perché appunto ci sono le isole britanniche da tenere d'occhio, la Francia in questo momento sta covando i germi di quella che poi sarà la guerra intestina, le cosiddette guerre di religione, ma non dimentichiamo che ieri nella mia live ho letto proprio una lettera che scrive l'ambasciatore di Venezia parlando di un colloquio avuto con Filippo II, e Filippo II dice: guarda, i potentati le grandi potenze in questo momento sono 4. Una sono io, uno è il pontefice, un'altra è la Francia, e il quarto, non bisogna mai dimenticarlo, è il turco. Perché, signori, il turco effettivamente fuori da queste dinamiche religiose, però è in questo momento storico, cioè prima del 1571, è un mostro gargantuesco che non è mai stato sconfitto. Quindi insomma un momento in cui, diciamo, non è facile, ecco, Ma non essere solo al non è potere. stato sconfitto, ma è stato poi, all'epoca delle guerre d'Italia, quando era state combattute dal papà, cioè Carlo V, beh, si era legato alla Francia, specialmente anche con i Certo. corsari barbareschi, quindi cioè, era tutta una situazione molto particolare. Per cercare un po' di riassumere, specialmente per quel che riguarda i Paesi Bassi, abbiamo principalmente due motivazioni per cui inizia a montare una rivolta verso gli Asburgo. Cioè, da una parte abbiamo molto semplicemente un problema religioso, oddio, molto semplicemente, insomma, cioè il calvinismo in un territorio comunque sotto una corona estremamente cattolica, ok? Dall'altra parte abbiamo invece forse un problema ben più radicato, che riguardava ovviamente il fatto che è un territorio estremamente ricco e che di conseguenza viene tassato continuamente in via molto centrale, sia da Carlo V, ma specialmente da Filippo II, per poi tutte anche le varie esperienze belliche che ci saranno anche successivamente, tutte nefaste, tranne ovviamente quello che noi sappiamo, la battaglia di Lepanto del 1571. Poi, diciamo, da questo punto di vista, io l'ho detto una volta anche in un'altra live insieme a Daniele Santarelli, questa battaglia però, per quanto grandemente, diciamo, dipinta come una grande vittoria del cattolicesimo su l'Islam, quindi vista proprio come una crociata, però di fatto non diede quello che magari si sperava, magari uno sbocco, diciamo, in quella zona mediterranea, cosa che comunque la Spagna già aveva, voglio dire, però non dava quel potere sia militare che politico, che anche economico, che Filippo II sperava grandemente. E quindi di conseguenza, poi dimmi se sbaglio, e quindi di No, no, certo. conseguenza, diciamo, fu un po' vittoria di Pirro, se la vogliamo considerare così. E quindi questo cosa fa montare all'interno del contesto di questa serie di città che poi formeranno le Province Unite? Abbiamo dei nobili che ovviamente iniziano a insomma stare un po' stretti in questa tenaglia fiscale da parte di Filippo II. Oltretutto nobili che, parliamoci chiaro, sono di quello che sarebbe un ceto mercantile, che poi si svilupperà grandemente negli anni successivi, però hanno degli interessi economici molto grandi e di conseguenza, insomma, questa situazione non va loro molto a genio. Tant'è che poi alla fine ci sarà quello che sarà il loro, diciamo, Stadtholder, cioè scusatemi, Guglielmo I d'Orange. Stadtholder sarebbe il luogotenente praticamente per conto del re, ma tra virgolette sottomesso a quelli che saranno gli stati generali, ok? Cioè l'assemblea
che governa fondamentalmente queste zone, ma che poi di fatto diverrà successivamente la guida in realtà di questo stato, se vogliamo chiamarlo così, anche se siamo in una situazione abbastanza prototipica, e di conseguenza questa rivolta inizia a crescere fino al compromesso di Breda. Che cos'è il compromesso di Breda, Riccardo? Ma io in realtà prima volevo Ah, introdurre scusami. un'altra no, allora perché, no, Perdonami perché allora allora se ho fatto no, il salto grande. no, perché comunque è tutto corretto, giustamente, però quello che ci tengo a ribadire, poi l'hai detto tu, però volevo sottolinearlo, Prego, sì, sì, scusami. è il fatto che effettivamente le Fiandre sono una realtà politica molto diversa dalla Castiglia, cioè buona parte della, chiamiamola così, dell'incomprensione che ci fu per il fatto che proprio a livello organico, diciamo così, il potere nelle Fiandre era grosso modo in mano ai mercanti, come giustamente hai detto tu, perché i latifondisti, diciamo, non ce n'erano, cioè ce n'era qualcuno, ma non aveva il potere che hanno appunto invece in Castiglia, dove le città sono poche e isolate. Questa cosa sembra una stronzata, però il discorso che il potere sia esercitato alle città indica proprio un assetto di potere diverso, cioè il municipio cittadino, per quanto oligarchico, non ha niente a che fare col Consiglio dei Nobili. Quindi era anche proprio un modo di intendere il potere che poi tra l'altro si tradurrà con un modo diverso di fare la guerra, perché c'è questo libro di JJ Ruiz Ibáñez che si chiama Los Nervios della Guerra, quindi i nervi della guerra, che studia proprio la guerra delle Fiandre, però da una prospettiva opposta a quella di Alatriste, cioè adesso faccio un attimo di anticipazione, però quello che abbiamo noi in mente quando pensiamo a quella guerra lì sono sempre i grandi eserciti di mercenari o il terzio, comunque di professionisti, no? Che effettivamente si stanno strutturando in questo periodo e che vanno a fare la guerra, fanno le grandi battaglie, fanno i grandi assedi. Ecco, sappiate che statisticamente l'80% di tutta questa guerra qui si è fatta con milizie cittadine, sia dalla parte degli spagnoli sia dalla parte degli olandesi, perché altro problema delle Province Unite è che quelli che sono cattolici sono tanto cattolici e quelli che sono protestanti sono tanto protestanti. Quindi il famoso partito dei realisti è forte alla fine, poi la guerra non fa passare tutte le Fiandre, tutte le province dalla parte dei protestanti, cioè vuol dire alla fine fino al 700, poi con vari andivieni, perché il Belgio diventa austriaco, insomma comunque restano diciamo nell'orbita, diciamo così, cattolica. E questa è una cosa da dire. E la seconda è che all'interno della cultura politica fiamminga, usiamo questo termine, ci sono due fazioni, diciamo, che si fronteggiano nei consigli cittadini, quindi questa è la cosa interessante, che la politica locale è intrecciata con la politica internazionale, questo lo dico per chi eventualmente vorrebbe occuparsi o volesse occuparsi effettivamente a livello professionale di questo tema. E per esempio c'è un personaggione davvero, che è Ruiz Gómez de Silva, che è un po' il capo degli autonomisti, però diciamo fedeli alla monarchia, è quello diciamo che si oppone poi a Guglielmo il Taciturno, Guglielmo I, insomma, che ha appunto dei ruoli di mediazione molto importanti, per esempio con le guerre con la Francia, cioè lui è un mediatore che però è anche fedele al re, un consigliere che però allo stesso tempo diciamo gestisce un potere anche nelle Fiandre. Quindi è interessante che questa quasi subito questa guerra diventa una questione di affari internazionali, cioè quando scoppia la guerra a fine degli anni 60, ecco, non è una rivolta come quella che sarà poi della Catalogna negli anni 40. No, è proprio una questione internazionale, perché lì è proprio al cuore di un sistema che era totalmente disarticolato, proprio per i problemi religiosi di cui parlava Luca prima, e che interessa un po' tutti quanti, la Francia, l'Inghilterra soprattutto, e ovviamente insomma la Spagna e gli olandesi. Certamente. Sì, Poi, allora adesso mi riaggancio nuovamente a sì, dove ero rimasto. Arriviamo a quello che sarebbe il compromesso di Breda del certo. 1566, se non ricordo male, no? Cioè praticamente questi nobili arrivano da Margherita d'Asburgo e gli dicono: senti, ci serve maggiore tolleranza, specialmente dal punto di vista religioso,
ok? Però insomma magari anche un pochino da un punto di vista monetario. Incredibilmente diciamo la reggente dà questo assenso fondamentalmente, e qui poi però nascono i problemi, perché ovviamente il buon Filippone II non era molto della stessa idea, tant'è che manda un personaggio, e qua io ti lascio la parola. Chi manda? Ah beh, allora signori, stiamo parlando tra l'altro di un personaggio che è Fernando Alvarez de Toledo, che è conosciuto diciamo come il Duca d'Alba o il Duca di Ferro, che è tra l'altro anche qui una delle facce, un po', ecco, Filippo II era un po', no, questo duca può essere piuma e può essere ferro. Ecco, il Duca d'Alba è sicuramente quello di ferro, perché effettivamente, e questa è anche questa una questione, diciamo, che poi vedremo anche con Filippo IV, ecco, nella prassi politica dell'epoca, ovviamente non esisteva internet, non esisteva il telegrafo, non esisteva il telefono, quindi quando ci possiamo immaginare, quando Margherita riceve questi nobili che gli propongono l'accordo, ecco, non c'è nemmeno molto tempo per confrontarsi col re o con i nobili, eccetera. Quindi lei prende la decisione al posto del re. Il re non è contento in questo caso e manda il Duca d'Alba. Però è interessante il fatto che la scelta del governatore o del luogotenente non è tanto con un incarico, non è che dice, mando lui e devi fare questa roba qua. No, io incarico la persona perché so che la personalità che ha questo tizio si confà con la strategia che adesso voglio adottare, no? Quindi così si legge anche questo, quella che viene di solito definita come una doppiezza di Filippo II, no? Margherita quella conciliatoria e quindi tra virgolette quella giusta, e il Duca d'Alba che è quello violento. Fatto sta che il Duca d'Alba arriva come un treno e gestisce, diciamo, la rivolta delle Fiandre, quella che attualmente è solamente una rivolta, come veramente come un campo di battaglia pieno. Ci sono giustizie, scusate, le persone vengono giustiziate in maniera sommaria, Ma si perché? bruciano le vite. Perché il buon Alvarez de Toledo, il Duca d'Alba, crea il Concilio dei Torbidi. Cioè, Vabbè, praticamente ma questo tribunale che è tra l'altro veramente un treno. il Concilio dei Torbidi tanto è interessante perché appunto si rifà, è la versione diciamo militaresca e civile dell'Inquisizione. Cioè Praticamente sì. Inquisizione dal punto di vista diciamo formale, cioè non che avesse necessariamente a che fare con la religione, poi di fatto a volte sì. Cioè nel senso inquisire, investigare, no? Quindi si utilizzano gli strumenti che venivano usati dall'Inquisizione, però con questo risvolto diciamo militaresco, quasi di counter-intelligence, ovviamente con tutti i limiti e anche diciamo i crimini in questo caso che sono duopo in questo genere di operazioni. E allora a questo punto direi di passare alle mappe per recuperare le due fasi. Ecco qua, giustamente Giovanni ricorda la strada delle Fiandre, che è il cammino spagnolo, come lo chiamano loro, che tra l'altro è una delle operazioni e delle, come posso dire, istituzioni quasi logistiche più folli e più efficienti dell'epoca, ma poi magari lo recuperiamo quando parliamo della guerra dei 30 anni, visto che lì ha un ruolo eccelso. Alberto ricorda che al Duca d'Alba, a Don Juan e a Alessandro Farnese sono intitolati dei terzi della legione spagnola. Credo che Alessandro Farnese addirittura sia un riparto di cavalleria dell'esercito e basta, non della legione, però potrei sbagliarmi. Ecco, Duca d'Alba, tra l'altro terzo Duca d'Alba, quindi anche un titolo recentemente creato, diciamo è in negativo il volto della repressione più becera. Stiamo parlando anche non solo di repressioni e di diciamo ammazzamenti vari, ma anche di depredazioni artistiche stile Napoleone. Tanto per dare un attimo un'idea, i famosi quadri di Bosch, grandissimo pittore fiammingo, quello super pazzo, una buona parte in questo momento si trovano al Prado perché il Duca d'Alba dice bella sta roba, e attualmente sono ancora lì, e questo qua ce li portiamo a casa, ecco, e se lo portano in Spagna. Allora voi trovate in queste due mappe, sono la stessa area geografica ovviamente,
con due però fasi diverse. La prima è del 1579, cioè la pace di Utrecht, che è diciamo il primo momento di cristallizzazione del conflitto, dove vedete in arancione e in arancione chiaro l'Unione di Utrecht, che è appunto diciamo i nemici, cioè i protestanti, quelle che saranno poi le Province Unite. Mi piace perché tu li chiami i nemici. Quanto sei chiaro. filo spagnolo, mamma È mia. chiaro, sono i ribelli, sono i ribelli. Ecco, Vabbè. Star Wars, questi sono i ribelli, mentre l'impero è la parti verdi e le parti azzurre, non è proprio l'impero, ma sono gli alleati degli spagnoli, mentre, e questa è la parte interessante, la parte gialla è l'Unione di Bruxelles, che era, diciamo, tendenzialmente filo spagnoli, più autonomisti comunque che oltranzisti. Tra l'altro interessante perché in queste zone, in questo periodo storico, viene stilato, così entro un attimo, faccio un'incursione sui temi di Luca e potrà magari correggermi se mi sbaglio, viene stilato l'indice dei libri proibiti castigliano, perché se l'index Librorum Prohibitorum romano è precedente e il pontefice prova a avere una sua applicazione nei territori della monarchia spagnola, la monarchia spagnola dice questa operazione è una cialtronata, perché poi tra l'altro la questione della creazione delle varie classi eccetera, viene assolutamente rifiutata dai teologi spagnoli, ecco che invece avranno un incarico dal re nelle zone di Bruxelles, nella zona delle Fiandre, dove effettivamente l'indice avrà una sua applicazione, ma nella versione fatta dagli spagnoli. Quindi anche qui immaginatevi un teatro di guerra, ammazzamenti, roba eccetera, e questi qua hanno comunque il tempo di dire no, quello che ha fatto il Papa è una merda, adesso facciamo il nostro indice, e c'è tra l'altro un dibattito con questi teologi che si leggono 20 libri di Erasmo da Rotterdam, dicono ah, questo sì, questo no, perché qual è il problema, e chiudo poi brevemente, il problema dell'indice fatto dalla Chiesa Cattolica era la distinzione in classi, e la distinzione in classi era di solito di questo autore si legge tutto, di questo autore non si legge niente, né presente, né passato, né futuro. E quelli di Bruxelles spagnoli dicono: no, aspetta un attimo, cioè, magari qualcosa di decente, anche Lutero lo ha scritto. No, Lutero no, però magari Erasmo sì, Erasmo magari qualcosa si può. Ecco. Quindi, da un lato c'è l'inizio del conflitto, dall'altro siamo una mappa del 1590 dopo la campagna di, l'abbiamo già citato, Alessandro Farnese. Vedete le province in mano ai ribelli non sono particolarmente floride, però siamo negli anni in cui 2 anni prima è successa una roba che infatti vedo che Giorgio ha citato, cioè un tentativo di invasione da parte della Spagna sull'Inghilterra, e nel 1589 una controinvasione da parte dell'Inghilterra alla Spagna che finisce peggio, ecco, certo. E il perno di questa operazione erano proprio gli uomini di Farnese, tra l'altro. Questa è una cosa che non è stata, cioè, non viene spesso approfondita, cioè l'idea delle cosiddette Invincibili Armata, che non si è mai chiamata Invincibile Armata perché ufficialmente era la Gran Armada, Gran y Feliz Armada, ecco, era di impegnare la flotta inglese, mentre Farnese con 600.000 uomini dalle Fiandre avrebbe invaso il sud-est dell'Inghilterra. Ecco, questo ovviamente nonostante Farnese scrivesse in maniera compulsiva al re dicendo noi non abbiamo neanche le zattere per passare i fiumi, figurati per passare la Manica, e il re gli diceva Dio è con noi, di che cazzo ti preoccupi? Ecco. No, quindi, tra l'altro, scusami se aggiungo qualcosa anche. Allora, poco prima, tra l'altro, del 1579, del 1580, dato che è stato menzionato, in questi territori fu mandato pure Don Giovanni d'Austria, cioè il vincitore di Lepanto. Il fratello di Filippo, certo. Perfetto, esattamente. E quindi, insomma, abbiamo, diciamo, una convergenza nei territori di queste personalità molto care, ovviamente, all'esercito spagnolo, e anche molto, molto famose, proprio per anche meriti
militari, ovviamente. Poco prima, in realtà, del 1579, e qua scusami se critico un po' il tuo amato impero spagnolo, per quanto abbia delle simpatie anche lì, però se ti ricordi ci fu anche la cosiddetta unione di Gand, cioè praticamente a un certo punto si uniscono tutti contro gli spagnoli che non furono pagati dalle guerre del Duca d'Alba. E quindi di conseguenza dissero: sai che c'è, ci uniamo tutti insieme, li cacciamo e poi vediamo se riusciamo a fare qualche tregua tra di noi e mettiamoci d'accordo. E ne esce fuori appunto nel 79 quello che tu hai già menzionato, l'unione di Arrà, se non ricordo ai primi di gennaio di quell'anno, per quanto riguarda ovviamente i territori legati agli Asburgo, e poco dopo, qualche settimana dopo, l'unione di Utrecht per quanto concerne invece quelle che saranno le province unite. Successivamente poi, scusami se ti anticipo leggermente, No, vai ci pure. sarà la cosiddetta Abiura di Anversa, cioè praticamente il nord inizia a attivare questo processo di secolarizzazione da Filippo II, considerato un sovrano che non ha, diciamo, posto in essere gli interessi anche un po', come dire, autonomistici, tra virgolette, di queste zone. E quindi di conseguenza, siccome ha governato male, allora noi ci separiamo in qualche modo. Però attenzione, non si pongono subito come una repubblica, No, perché prima certo. chiedono a altri monarchi, tra cui pure Elisabetta Tudor, di cercare di essere in qualche modo, oltre che loro alleata, cosa che sarà ovviamente, però anche loro sovrana. E sentitamente Elisabetta dice: no grazie, prego No, ma Riccardo. poi è infatti no, è interessante perché poi comunque diciamo a pochissimi, cioè le repubbliche in questo periodo storico sono praticamente solo in Italia e fuori dall'Italia sono tutti quanti realisti. Ed è ovvio, diciamo, per loro che passato un re ce ne stia un altro. Allora, da un lato c'è una prassi politica, no? Per cui il re è infallibile e quindi se qualcosa di sbagliato è successo è per colpa dei suoi consiglieri o dei suoi luogotenenti. E dall'altro il motivo poi della separazione, come giustamente ha ricordato Luca, che poi tra l'altro è un leitmotiv famoso che viene cristallizzato nel 600 da Pufendorf, da questo filosofo tedesco, è il, diciamo, sottile linea che separa il sovrano retto dal tiranno, no? Cioè entrambi sono delle figure, tra virgolette, assolute, o meglio, a cui bisognerebbe prestare obbedienza. Ecco, però il tiranno è quello che ha oltrepassato il limite, e adesso qua ovviamente della legge naturale, del contratto sociale, metteteci quello che ci volete, perché poi nei secoli cambiano, motivo per cui io sono legittimato sono legittimato a ribellarmi. Questo è un grande problema che si pone così, già non dico all'inizio, però diciamo un po' sì, dall'esperienza basso medievale, San Tommaso. San Tommaso d'Aquino a un certo punto nelle sue riflessioni politiche dice ma se un sovrano è satanico, diciamo così, no? Per spirituale, è giusto ammazzarlo. E là noi ci immaginiamo che San Tommaso ci abbia riflettuto non poco e alla fine ha detto se è un tiranno vi va ammazzato, c'è poco da fare. Sì, San Tommaso credo riprendesse anche San Bernardo di Chiaravalle quando si parlava di malecidio durante Certo. le crociate, no? Cioè, ovvero se diciamo accoppi l'infedele, allora tiri via ed esporti il male dal mondo. Diciamo che è un po' così quello che diceva San Bernardo di Chiaravalle e poi probabilmente riprese San Tommaso. C'è una domanda oltretutto per te, proprio a riguardo della base del diritto, fondamentalmente dell'indipendenza. Cioè l'indipendenza la chiesero sulla base del diritto o del giusnaturalismo? Come legittimano formalmente questa volontà di indipendenza? Allora io non conosco proprio nel dettaglio le fonti giuridiche, diciamo, che hanno adottato. Posso dirti che, diciamo, generalmente parlando, quando ci sono questo genere di processi, io in particolare mi riferisco a quello poi ottocentesco dell'indipendenza dell'America Latina, diciamo, così siamo un po' sempre nello stesso spazio. Allora, va detto che che quello che vediamo noi storicamente è che quasi sempre l'indipendenza è
una richiesta successiva all'autonomia. Cioè noi notiamo che tendenzialmente a questi potentati come le Fiandre, la Catalogna o non so, il Messico, ecco, tendenzialmente fa gioco far parte dell'impero, perché condividono il commercio, ci sono delle forme politiche, insomma, quindi l'indipendenza è sempre una roba che arriva successivamente, ecco. Però è legata col desiderio molto spesso, diciamo, dell'uso di una maggiore autonomia. Nel caso dell'America Latina, appunto, la base citata, diciamo, esplicitamente è questo filosofo, questo Pufendorf, che fondamentalmente riconosce, e secondo me questo caso si applica anche per le Fiandre, riconosce nella volontà delle singole città, ecco, di riconoscere l'autorità del re. Quindi lui dice, allora, il potere originalmente sta nelle città, quindi nelle aggregazioni libere delle persone che vivono in città, che assieme dicono, ok, tu sei il nostro re per motivi X. Okay. Quello che dice Pufendorf però giustamente è, ma cosa succede se il re per vari motivi dovesse sparire? Perché poi il problema è che durante l'indipendenza latinoamericana è che il re non c'è perché è stato rapito da Napoleone. Ecco, cosa succede se sparisce il re? La risposta è semplice, il potere torna al suo luogo originale, che sono le città, che poi nell'ottica di Pufendorf, come anche diceva poi Luca, devono cercare un altro re, magari in via transitoria, magari, ecco, ma è chiaro che originariamente il potere sta nell'espressione libera delle persone che diventano cittadini e che quindi si confederano, chiamiamo così. E quindi, diciamo, in quest'ottica è chiaro che se il re non c'è o non mi va più bene perché è tiranno, il potere sta alle città. E quello che succede, l'unione di Utrecht è una libera, diciamo così, unione di città che solo successivamente si esprimerà come una repubblica, quindi solo successivamente avrà la sua parte federalista, perché attualmente invece è confederalista, no? E spero un attimo di aver, così per analogia, di aver risposto. Poi, Certo. Prego, vai vai avanti. no, No, vai, dicevo, no, vai pure. arriviamo al bivio fondamentale della vita di Filippo II, che è il 1580, quel momento in cui i libri dicono che diventa cattivo, impazzisce, diventa cattivo. C'è la fase dell'imperialismo attivo. Due cose succedono principalmente negli anni '80. Si riannoda la guerra nelle Fiandre, appunto poi vediamo che c'è un altro momento, una tappa fondamentale dopo l'operato di Farnese negli anni '90, ma c'è un'altra grandissima occasione, molto golosa, e che Filippo non si fa scappare, che è il Portogallo che rimane senza re. Il Portogallo, il re muore senza figli, mi pare in Nord Africa, e cosa vuoi farci? Chiami una vecchia conoscenza e fai una piccola e breve campagna in Portogallo, mandando proprio lui, il grandissimo Duca d'Alba, per reclamare la corona portoghese in testa a Filippo II, e la corona portoghese rimarrà nella stessa testa del sovrano spagnolo fino appunto al 1648 proprio, se non ricordo male, no? 1600... 45 se non ricordo male invece. Vabbè, quegli anni lì quando Filippo IV la perde a favore del Duca di Braganza, che diventa appunto sovrano. E quindi questa è una wow, questo ci piace, grande conquista, perché in quel momento per appunto 60 anni letteralmente mezzo mondo è a capo, è sotto diciamo il comando di Filippo II, III, IV, e immaginatevi dal Giappone a Macao alla Goa, l'Africa, tutta l'America, Brasile compreso, Portogallo, Castiglia, metà Italia, tutto Fiandre, tutto in mano agli Asburgo. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di una roba che è inimmaginabile sia adesso che all'epoca. Altro problema, altra questione, altra campagnetta dopo la morte di Bloody Mary, per l'appunto, abbiamo parlato prima brevemente, ma insomma non ci addentriamo più di tanto, la spedizione navale anfibia contro l'Inghilterra con esito infelice, che insomma appunto poi ridisegnerà anche un po' gli equilibri marittimi dell'Atlantico. Direi a questo punto,
fare un attimo un passo avanti, arrivare al 98, che è l'anno di morte di Filippo II, per passare un attimo il testimone ai successori, Filippo III, ma soprattutto Filippo IV, perché da un lato cambia il paradigma, proprio politico, cioè Filippo III e Filippo IV soprattutto non volevano sapere di fare il ragno nella loro tela, anzi, specialmente Filippo IV, e appunto nasce un nuovo soggetto politico, chiamiamolo così, quello del Valido, che è a metà tra il primo ministro, il consigliere, insomma il tuttofare. E ci Sì, sono significa sì, il preferito fondamentalmente, se non ricordo male, sì, e ci sono, come dicevi tu, due principali che analizzerai. Il primo ovviamente è quello di Filippo III, cioè il Duca di Lerma. Io però prima volevo sì, aggiungere un piccolo sì, pezzettino e poi lasciarti andare, che appunto verso insomma verso la fine, diciamo, questa parabola discendente del regno di Filippo II, nei Paesi Bassi, quelli che saranno poi i Paesi Bassi, ovviamente Guglielmo I d'Orange viene assassinato, tra parentesi da un sostenitore di nell'84. Filippo. Esattamente. Tra Passa. l'altro, ragazzi, su Wikipedia leggetevi l'assassinio di Guglielmo il Taciturno, perché è una roba da Tom Clancy's. Quindi, Sì, è ecco, sì. vero. Però passa la mano al figlio. Ed è il figlio è un personaggio anche che chi si occupa di storia militare ha sicuramente studiato, cioè Maurizio di Nassau. Noi già l'avevamo nominato in una live dove c'eri appunto anche tu, Riccardo, sulla guerra in età moderna, ok? Cioè era colui che Certo. praticamente aveva iniziato a riprendere un po' delle tattiche militari, in realtà non tanto lui quanto prima di lui suo cugino Luigi Guglielmo, e quindi iniziare a questa turnazione, diciamo, di moschettieri e di archibugieri su 10 file, di modo da avere un fuoco continuo, che poi verrà ripreso e modificato ovviamente durante la guerra dei 30 anni da Gustavo II Adolfo di Svezia. E qua arriviamo piano piano a quello che poi sarà uno scontro tra spagnoli da una parte e province unite dall'altro. Già, diciamo, c'è stata una certa secolarizzazione tra i due domini, e si arriverà poi a quella che sarà la battaglia di Newport, dove, se non ricordo male, vinsero appunto nel 1602, quindi siamo sotto Filippo III qui, vinsero le Province Unite, però anche qua è una vittoria di Pirro, nel senso che alla fine dei conti però questa carrellata di vincite non riuscì ad essere costante all'inizio, perlomeno all'inizio, per vari problemi logistici e quant'altro, adesso non stiamo qua a sottolineare, quindi di conseguenza insomma si arriverà poi a una situazione di stallo, o meglio di tregua. E qua lascio andare te, Riccardo, se Sì, vuoi. allora, no, giustamente hai fatto bene, insomma, nell'84 c'è l'omicidio di Guglielmo, poi il potere passa a Filippo Guglielmo, che era il figlio maggiore, e poi successivamente a Maurizio, però appunto il vero protagonista è, insomma, un po' anche dell'indipendenza olandese, è sicuramente Maurizio. E appunto dalla parte asburgica abbiamo il duca di Lerma, che è un po' il tuttofare di Filippo III, forse anche eccessivamente, nel senso che poi la critica storiografica che viene mossa a Filippo III su Filippo IV è che fossero loro l'ombra del potere, che invece era in mano a questi personaggi che indubbiamente esercitavano un potere straordinario, ma appunto non per questo significa che il re fosse messo totalmente da parte. Ecco, il duca di Lerma è un personaggio prudente, quindi tendenzialmente si fa promotore di una politica attendista e tendenzialmente pacifista, o per meglio dire non volta, diciamo, ai conflitti aperti dal punto di vista della politica internazionale. Diciamo, gli ultimi anni di Lerma e anche di Filippo III sono, diciamo, i primi anni della guerra dei 30 anni, nella quale inizialmente la Spagna decide di non intromettersi per una serie di ragioni che poi verranno anche condivise dal conte duca d'Olivares, che in quella guerra in un certo senso viene trascinato dagli eventi, e poi cercheremo un attimo di
spiegare questa frase, ecco, e è un momento in cui si ottengono degli avanzamenti politici nella tema Fiandre abbastanza importante. C'è una pace che viene fissata, una serie di paci, per la verità, della durata di soliti 12 anni, e tra l'altro interessante perché una di queste tregue scade esattamente con la morte di Filippo III, quindi Filippo IV poi dovrà, insieme al conte duca d'Olivares, che rimpiazza Lerma quando sale al potere il nuovo sovrano, perché voi immaginatevi insomma che questi validos non nascono dal nulla, sono ovviamente nell'entourage di un sovrano piuttosto di quell'altro e creano, diciamo, la situazione tale per cui quando il sovrano poi prenda il potere siano in grado di, ecco, essere in quella posizione lì. Quindi insomma stiamo parlando comunque di gente con una capacità politica e molto spesso anche risorse economiche fuori dal comune, assolutamente un'abilità insomma politica non sicuramente disprezzabile, ecco, con però delle visioni del ruolo della Castiglia e in generale della monarchia spagnola molto molto diversi. Diciamo Lerma è un po' così, per fare un po' un'analogia, ecco, Lerma è un po' più Mazzarino, no? Quindi un po' più conservatore, un po' più politica interna. Vediamo un attimo di rimetterci, perché comunque Lerma si rende conto che la Spagna non è più quella di Filippo II, purtroppo, che sta vivendo un periodo diciamo di discendente, diciamo, iniziano i problemi dell'inflazione. Filippo III è costretto come il padre a fare una bancarotta, insomma ci sono un po' di cosucce che, sai cosa, forse magari tutti sti soldi ai terzios non è il caso. Contrariamente invece il conte duca d'Olivares vedeva in un maggior attivismo internazionale la possibilità di un riscatto del paese, non solo dal punto di vista, diciamo, del prestigio, anche del prestigio, ma lo vedeva anche funzionale ai suoi obiettivi in termini di politica interna. Il cruccio di Olivares e il motivo della sua caduta sarà un progetto che adesso verrà illustrato e vi sembrerà la roba più ovvia al mondo, ma non lo era per l'epoca, cioè la Unión de Armas. La Unión de Armas è un progetto, diciamo, fiscale e militare che prevede che l'adesione dei singoli regni all'interno della corona sia proporzionale, adesso non ricordo se alla popolazione o, diciamo, alle risorse economiche, cioè la tassazione viene ripartita. Se non ricordo male, entrambe. Infatti lo fece apposta, perché comunque c'è anche all'interno della Spagna c'è una situazione comunque di, come posso dire, di campanilismo un po'. Certo. Ecco. Beh, principalmente di dualità, perché comunque la Spagna, che non viene mai ufficialmente definita così, è la somma di corona di Castiglia e corona di Aragona, e l'Aragona non pagava praticamente niente. Ora, non è proprio questo, però la maggior parte delle spese che vengono sostenute dalla monarchia nelle sue campagne militari e, diciamo, nella fiscalità più diretta, quindi quando c'era da alzare una tassa per un motivo, ecco, lo si faceva solamente con la corona di Castiglia. Poi la corona di Aragona poteva essere interpellata per altri motivi, ma, diciamo, nella consuetudine ancora medievale, ecco, la Castiglia si sobbarcava praticamente di quasi la maggior parte, diciamo, di tutte quante le spese. Ora ci sono vari motivi su perché questo succedeva, ma andiamo avanti perché sennò non finiamo più. Olivares arriva al potere e dice: beh, ma a me sembra anche ovvio che con una divisione proporzionale la roba funziona meglio e paghiamo, no, tutti lavoriamo meno. Ecco, e chiaramente, come è successo con il lavoriamo tutti, lavoriamo meno, questa cosa provocò la caduta del conte duca. Ma parliamo un attimo del conte duca, un po' così, della personalità, cenni biografici e poi ovviamente del suo mondo, della sua vita politica. Direi proprio di sì, anche perché c'è una parte cospicua, dato che è stato menzionato inizio live, cioè su non solo la serie di libri su Ala Triste di Pérez Reverte, ma anche nel film. Tra parentesi, film secondo me bellissimo, poi ovviamente sei tu l'ispanista qui, però posso dire che i personaggi storici sono ben caratterizzati e sembrano veramente identici alle loro controparti reali. Parlando di Olivares, appunto, viene rappresentato come questo personaggio un po' zoppo, un po', diciamo, molto, come dire,
paranoico verso la protezione del regno e di conseguenza del suo re, fondamentalmente, quindi Filippo IV, che è chiamato il re pianeta, il re planeta, no? Anche all'inizio del film, e la paranoia anche verso se stesso, verso il fatto che sei nel bel mezzo di tutto di una guerra, come la guerra dei 30 anni, ed è qua che si ricolloca di nuovo la questione Paesi Bassi, in principalmente Breda. E qua entra in gioco anche un altro personaggio, un altro italiano, in realtà genovese se non ricordo male, di origine, ma fu governatore di Milano anche, cioè Ambrogio Spinola. Certo. Quindi vai Riccardo. No, ma appunto, quindi diciamo la guerra dei 30 anni è un po' il catalizzatore di tutto quanto e le tensioni, che ci sono delle preoccupazioni di Olivares. Olivares che tra l'altro viene da una famiglia di Marranos, cioè lui, il nonno era ebreo. Lui fa tutta la sua vita la passa per cercare di diciamo, come posso dire, di allontanare, diciamo, il sospetto che lui sia un criptogiudeo, non riuscendoci, anche perché Olivares aveva avuto l'intelligenza, che non ebbero altre persone, di capire che gli ebrei che rimanevano presenti in loco avrebbero potuto essere un motore per iniziare, come si era già fatto con certo successo nel basso medioevo italiano, ecco, a utilizzare, a strutturare una sorta di banche, dei monti di pietà, che tra l'altro nella sua idea sarebbero poi state centralizzate, quindi una roba veramente avveniristica, e ovviamente per farlo si doveva andare da quelli che i soldi ce li avevano, che erano gli ebrei. Ovviamente sta roba qua non si fa mai, perché si mischiano accuse private a razzismo e diciamo insomma e antisemitismo strisciante, e quindi altro progetto che non va. Fatto sta che Olivares è un ma tra l'altro perché ci fu anche molto prima la cacciata degli ebrei nel 1492, certo, dei Marranos successivamente, che ovviamente dal punto di vista monetario fecero già andare molto in crisi il regno spagnolo. Quindi certo, sì, no, ma poi se non ricordo male, sto controllando in questo momento, ci sono anche delle espulsioni francesi, e mi sa che quelli di Francia però passano in Spagna, quindi comunque si recupera un po' di qua, un po' di là, cioè questo diaspora continua come sempre. Fatto sta che il primo, diciamo, campo d'azione, diciamo, pratico del conte duca d'Olivares è una guerricciola quasi insignificante, che appunto che concerne, diciamo, la monarchia spagnola tra il 1628 e il 1631, cioè la guerra di successione di Mantova e del Monferrato. Ora, sembra una stronzata perché abbiamo la mappa, mi sa. Vabbè, questa è un po' la mappa del mondo, dell'Europa, scusate, nel 600. Ecco, ora, vedete, Mantova all'epoca era incuneata tra Repubblica di Venezia, Milano e gli stati del Stato della Chiesa, fondamentalmente. Stiamo parlando di una zona assolutamente insignificante, ma che aveva due caratteristiche. Uno, era adiacente al milanesado, come potete vedere, quindi il duca di Milano, che era governato da un governatore spagnolo, un personaggione tra l'altro che è Hernández Córdoba, se non ricordo male, che dopo lo cerco, mi pareva si chiamasse così, ma Fernández de Córdoba, esatto. Era però altresì la unica possibilità che avevano i francesi per rientrare nella partita italiana, che era stata persa a metà del secolo scorso. Cosa succede concretamente? Qua è importante perché quasi bisogna fare una storia giorno per giorno, e ci riallacciamo al discorso che avevamo fatto prima su Margherita d'Austria e sulla gestione del potere e come veniva inteso. Arriva notizia che appunto l'ultimo Gonzaga è morto senza figli, quindi c'è concretamente la disputa sul controllo di Mantova e il Monferrato. Il problema grosso sarà Monferrato, però arriva la lettera. A Milano tutti lo sanno. Ora, Fernandez de Cordova, che era un burocrate vero, dice: io scrivo al re, io non posso prendere decisioni senza che Filippo IV sappia cosa devo fare. Arriva la lettera, calcolate, ci mette almeno una settimana. Ora, quando la lettera viene ricevuta dal conte duca di Olivares,
lui, che aveva avuto già notizie della morte del Gonzaga per altre fonti, era certo, e questo ce lo dice lui, poi ovviamente sempre post-rem, sono facci tutti, era certo che Hernández de Córdoba avesse già dato l'ordine ai suoi di occupare le principali piazzaforte di Mantova e Monferrato, perché è una cosa che nella prassi politica dell'epoca si sarebbe dovuto fare. È ovvio, in un mondo in cui la comunicazione è così lenta, tendenzialmente è più facile chiedere scusa che chiedere permesso, no? Cioè io mi occupo della città e poi eventualmente ne parliamo. Ecco, il problema è che Fernández de Córdoba si era comportato in maniera attendista, ha detto no, vabbè, metti caso che facciamo un cazzo di incidente diplomatico, aspettiamo il re. Quindi quando arriva l'ordine effettivamente di occupare le piazzaforti, gli spagnoli trovano già i francesi dentro, asserragliati, motivo per cui poi scoppia la guerra. Ecco, questa guerra, che poi diventa, diciamo, una sorta di ulcera aperta, non tanto per la guerra in sé, che comunque porta diciamo, porta a miglior vita Spinola, che muore nell'assedio di Casale, se non ricordo male, innesca anche una serie di altri problemi. Primissimo problema, il mantenimento del cammino spagnolo, scusate, cioè il fatto che le unità che andavano nelle Fiandre e tornavano dovessero passare da Milano alla Svizzera, alla Lorena e poi arrivare a Bruxelles. Tutta roba molto esposta, intanto perché nel lato orientale c'è la guerra dei 30 anni, che non è tanta roba, che non è proprio problematico, che non è proprio tranquillo, lo dite, scusate, e a sinistra ci sono i francesi che appunto attualmente sono in guerra con loro per Mantova e che ovviamente hanno un'altra persona che non vuole stare con le mani in mano al potere, che è il cardinale Richelieu. Ecco, Richelieu e Olivares sono praticamente della stessa pasta, sono proprio, ecco. Fortunatamente in questo momento i francesi hanno a che fare con gli ugonotti, c'è appunto il cardinale Richelieu in armatura a La Rochelle che sta facendo le sue cose. Quindi c'è un attimo di tregua che il conte duca di Olivares approfitta per mettere in sicurezza il cammino spagnolo. Il primo passo per mettere in sicurezza il cammino spagnolo è un fattaccio che avviene in Svizzera, nei Grigioni, quando appunto c'è una sorta di pogrom, diciamo così, pogrom sulla vasca scala anti-calvinista, che viene sfruttato dagli spagnoli per mettere in sicurezza, diciamo, quel tratto del cammino spagnolo che rimarrà sicuro praticamente per un altro secolo e mezzo. Un altro grosso problema era invece la zona della Lorena, che anche qui è un azzardo, perché è veramente un corridoio dove spuntano imboscate da qualsiasi parte, ma viene messo in sicurezza da un altro personaggione sempre familiare del re, in questo caso il fratello di Filippo IV, che è il cardinale Infante, che in quel momento stava appunto andando nelle Fiandre a prendere la sua commissione come governatore. Tra l'altro governatore pare eccelso, che muore di peste nel 35, se non ricordo male. Quindi vedete, iniziano un attimo a incunearsi una serie di fattori, tra cui non ultima ma non ultima, la fine della tregua coi fiamminghi, che non si capisce bene, inizialmente pare che la si voglia rinnovare, poi alla fine ci sono delle scaramucce, eccetera, che preoccupa, e nel motivo per cui poi il conflitto si riapre nuovamente fino a poi al 43, quando c'era la pace, da un'altra ossessione terribile che aveva il conte duca d'Olivares, che era l'ossessione inglese. Ossessione che tra l'altro viene vista, che si vede anzi benissimo nel film di Alla Triste, quando alla Triste gli viene commissionato dal personaggio inventato di Boccanegra, l'inquisitore, di ammazzare i due inglesi che sono appena arrivati a Madrid. I due Smith, tra l'altro complimenti ai personaggi che si dicono John Smith, ecco. Che in realtà almeno lì erano uno il duca di Buckingham e l'altro Giacomo I, se non ricordo male. E l'altro era il futuro Giacomo l'erede al I, trono. Cioè, di una storia tra l'altro folle, perché Giacomo I era assolutamente innamorato della sorella di Filippo IV, voleva sposarla, e come un pazzo del liceo, con il suo compagno di merende, prende una nave e in incognito arriva fino a Madrid, alla porta del palazzo. Ecco, cioè, e vengono
aggrediti e quasi ammazzati. Quella scena lì, tra l'altro, pare sia vera. Con, tra l'altro, loro arrivano nel cuore della notte, svegliano Olivares e gli dicono: guarda, eccellenza, non so come dirlo, ma c'è letteralmente il duca di Buckingham e il futuro erede del trono inglese alla porta, cosa facciamo? E allora lì pare che ci sia un tentativo, perché giustamente questo matrimonio è il sogno bagnato di Filippo II, cioè del nonno di Filippo IV, cioè riuscire effettivamente a sposarsi il re inglese. Però insomma alla fine Olivares non vuole, Buckingham e Olivares si prendono proprio esplicitamente a male parole. La sorella di Filippo IV ha detto: piuttosto di sposare un eretico io mi faccio togliere tutti i denti, e alla fine insomma non si fa niente. Però ci sono anche queste serie di inghippi, quindi immaginate che l'agenda tanto del re quanto del conte duca d'Olivares era abbastanza fitta in quegli anni. Quello che succede, tristemente, è... scusate, un'altra cosa che non ho detto che è funzionale è che una delle scuse... Hernández de Córdoba, che non fa occupare le piazzaforti, viene proprio massacrato, lo prendono, lo mandano in Sicilia, non mi ricordo dove, a Caltanissetta, ecco. E lui, diciamo, una delle cose che aveva sollevato in sua difesa, giustamente, era che tendenzialmente e consuetudinariamente il Ducato di Milano è sotto la corona asburgica, quindi sotto l'impero, perché fa parte dell'impero, non è una dipendenza della corona di Castiglia, e che quindi lui doveva forse, adesso non mi ricordo se c'era Rodolfo, c'era ancora Mattia, comunque doveva coordinarsi con l'imperatore. Fatto sta che questa scusa, questo appiglio viene poi utilizzato successivamente, perché quando la Spagna si deciderà effettivamente di dare un aiuto concreto, dopo che comunque la Spagna aveva sempre aiutato economicamente l'impero nella guerra dei 30 anni, ecco, quando nel 35 c'è la fase francese, 35-48, non mi ricordo più, vabbè. Sì, comunque negli anni 30 si inizia ad entrare quando i francesi effettivamente entrano in Lizza, gli spagnoli vedono l'occasione di sbloccare la situazione, rafforzare, diciamo, i territori nelle Fiandre, dare una batosta alla Francia. Va anche detto che questa propensione alla guerra contro la Francia era stato invece, questa volta sì, un cruccio di Filippo IV, che pertanto così non aveva invaso la Francia dai Pirenei durante le guerre di religione in Francia, ed era stato fermato proprio dal conte duca d'Olivares. Tutte queste cose ci sono in un'altra bellissima biografia scritta da John Eliot sul conte duca d'Olivares, nel caso vogliate recuperarle. Ecco, alla fine, insomma, stringi, il re non ci sta più, vuole il confronto armato che avviene, sappiamo tutti come va a finire, purtroppo nei campi di Rocroi, dove avviene una delle più grandi disfatte, non tanto ai danni della Spagna, ma a un sistema militare come quello del Tercio, perché il Tercio, appunto, più che essere un'unità, è proprio un sistema, un meccanismo, ecco. Tra l'altro, scusami, tornando dalla triste, io adesso forse mi sto sbagliando, però ricordo abbastanza bene che c'è un attore che fa Ambrogio Spinola e che però paradossalmente muore o si dà a intendere, perché viene ferito al collo da un proiettile, se non ricordo male, a Rocroi. Però lui era morto a Casale, alla seconda assedio di Casale. Però adesso mi pare, ma potrei sbagliarmi, non so se... Allora, io mi ricordo che c'è che c'è come si chiama? Nella Reggia di Breda, il quadro di Velázquez, sì, c'è la scena in cui vediamo Spinola, esatto, eccetera. Però non so se dovrei rivederlo, non so se è lo stesso attore che poi troviamo a Rocroi, però non credo, cioè non credo abbiano fatto un errore così grossolano, perché in realtà a me quel film piace molto anche dal punto di vista della ricostruzione, e non credo. Poi, tra l'altro, per quelli che sono appassionati, una cosa che vi consiglio è di guardarlo piuttosto sottotitolato, perché purtroppo in italiano si perde il fatto che loro in quel film hanno messo tutti gli accenti della monarchia. Quindi l'italiano, che è il Malatesta, che è il grande avversario della Tiste, parla in spagnolo ma con l'accento italiano. E con l'accento siciliano. Considero proprio siciliano, ma tanto bellissimo.
E invece quando ci sono le scene di battaglia nelle Fiandre, che sono con i portoghesi, proprio perché il Portogallo in quel momento fa parte dell'Unione delle Corone, ecco, e gli dicono, voi portoghesi siete tutti quanti ebrei, e iniziano quasi a coltellarsi, ecco, anche il portoghese parla spagnolo con l'accento portoghese, quindi in realtà è dall'idea della multiculturalità che aveva l'impero spagnolo, la monarchia, insomma, in quel periodo. Posso dire, forse l'unico che un po' stona a parlare spagnolo, per quanto lui ha discendenze ispaniche, lui è argentino, mi pare, cioè suo Venezuela o figlio di... sì, Vabbè, sì, comunque sì, America comunque. Latina, è Viggo Mortensen. Cioè Sì, il sì. suo spagnolo si sente che c'è qualcosa che non va, almeno per Sì, me, è vero. a suono, poi... Poi va anche detto che comunque secondo me, adesso non so se fosse un po' il personaggio, sicuramente se anche il personaggio, secondo me lui è bravo perché comunque gli dà sempre quell'intonazione un po' molto lenta, molto un tipo da poche parole, quindi alla fine non è che fa dei discorsoni, però è vero, forse è quello un po' più strano, diciamo così, ecco. Però sì, ragazzi, alla triste film totale. Tornando a E... Rocco, quindi, Tornando a Rokurua appunto è una terribile sconfitta che sancisce appunto due cose. La fase finale della guerra, dei Guerra dei Trent'anni, che finirà appunto nel 1648 anche con la sconfitta della Spagna, ma forse più importante per l'economia, diciamo, spagnola, nel 1643 c'è la pace appunto che riconosce di fatto l'indipendenza delle Province Unite. Va detto che questo... No, scusami, c'è nel 48, perché è parte del trattato di Münster, cioè una delle due paci, perché Sì, sì, cerchiamo sì, di sì. essere chiari, la pace di Westfalia del 48 è divisa in due, no? La parte di Münster tratta anche dei rapporti con le Province Unite, se non ricordo male, e quindi di conseguenza... Sì, non mi ricordo se ha proprio lo stesso nome o se sono due nomi, però sì, hai ragione. No, quello che volevo dire era nel 1643, se non ricordo male, quello che dicevamo prima è che c'è la fine, diciamo, dell'avventura portoghese. E un'altra cosa che succede sempre negli anni 40, che inizia però nel 1640 spaccato, è la rivolta alla Catalogna. Quindi diciamo non solo della Catalogna, perché poi sempre in un lungo, diciamo, 1640 che finisce nei primi del 50 anche, c'è la rivolta famosissima di Masaniello. Quindi noi abbiamo praticamente negli anni 40 del 600, il momento più critico, la battaglia di Rocroi, la fase discendente e appunto finale della guerra dei 30 anni, abbiamo proprio la guerra nelle Fiandre che ormai sta andando e tutti stanno capendo che bisogna fare delle concessioni. La Catalogna, che come si era già rivoltata in precedenza, si rivolta nuovamente, e questa volta è una roba seria che dura 12 anni, finisce nel 52, e a Napoli la famosa rivolta anche qui non proprio indipendentista, perché non è indipendentista, però per ragioni fiscali diventa una rivolta, diciamo, autonomista di un certo peso a Napoli dal famosissimo e famigerato, diciamo, Masaniello. Quindi, diciamo, alla fine dell'impero del regno di Filippo IV, il Re Planeta perché significa il Re Sole, cioè il Re Sole, che è famoso quello francese, in realtà era una locuzione che avevano già gli spagnoli perché consideravano il Sole un pianeta, e la famosa locuzione secondo la quale l'impero di Filippo IV non sarebbe mai tramontato il Sole lo rendeva, ecco, il Re Planeta. Ecco, pare proprio che negli anni 40 quello che anche semplicemente 20 anni prima era uno dei più promettenti potentati del mondo, fondamentalmente, ecco, inizia a perdere i pezzi, e alla fine del regno di Filippo IV si ha proprio la paura, si ha quasi l'incombenza che si stia sfaldando completamente. Cioè, ragazzi, immaginatevi, il Portogallo se ne va, le Fiandre se ne vanno, buona parte, la Catalogna è lì, Napoli uguale, cioè un po' si questiona tutto quanto, e la mazzata finale, forse, dal punto di vista politico, arriva con la successione di Filippo IV col figlio Carlo II, poverino, povera creatura, che più che problemi politici aveva problemi biologici e genetici, e che appunto poi segnerà
la crisi, diciamo, della monarchia spagnola, che culmina nel 1700 preciso, con la guerra di successione spagnola, dove appunto poi faranno la loro entrata in scena i Borbone, quindi la casata che tuttora regna nel regno spagnolo. Sì, con la pace di Utrecht e poi la pace di Rastatt Esatto. nel 1713 prima, 1713 poi 13 prima, 14. 14 l'altra. Sì, assolutamente sì, quindi insomma nel 1648 noi concludiamo insomma questa guerra degli 80 anni insieme praticamente alla guerra dei 30 anni per quanto riguarda i Paesi Bassi, che avrà comunque altre varie vicissitudini, ovviamente molto successivamente nel 600 con il Re Sole, cioè Luigi XIV, specialmente nella questione che poi sarà oggetto della pace di Aquisgrana del 1668, andatevi a vedere che cosa succederà. E invece, sempre tornando indietro, la vera pace, diciamo, tra Francia e Spagna arriverà principalmente solo per quanto riguarda la guerra dei 30 anni nel 1659 con la pace dei Pirenei. Io non so se vuoi aggiungere qualcos'altro o... Guarda, io direi che abbiamo fatto una cavalcata abbastanza impetuosa e sono abbastanza provato, quindi in realtà. Quindi io direi ci sono delle domande da parte degli spettatori, delle questioni, insomma, qualsiasi roba. No, direi che in generale no, ovviamente sono tutti abbastanza fan da quanto ho visto del film Alla Triste, che Grazie, io Guido. sì, come ha detto giustamente Riccardo, vi consigliamo di guardarvelo in lingua originale, sottotitolato, ma in realtà vi dirò, anche non sottotitolato si capisce abbastanza bene, non parlano uno spagnolo così, diciamo, svelto, così a slang o così troppo antico da non capirlo e comprenderlo. Quindi provate a vedere. Io ricordo che era anche completo su YouTube, perché più di una volta l'ho Sì, guardato sì, sì, su sì. YouTube. All'inizio potrebbe essere un po' lento, però insomma cercate di resistere perché secondo me è molto bello. E poi una volta che avete visto il film, leggetevi i libri, perché è lì che proprio c'è tutto un purpurri anche di personaggi meravigliosi e splendidamente tratteggiati. Detto questo, Riccardo, io ti ringrazio molto per il tempo trascorso. Io credo che ti richiamerò probabilmente per altre cose sicuramente riferite alla Spagna e magari che so anche per affrontare quelle guerre anglo-olandesi, dato che parlando oggi di Olanda e di Spagna, insomma, magari dato che, oltretutto, apro e chiudo una parentesi, una volta finita questa parentesi della guerra di 80 anni, poco dopo iniziano le guerre anglo-olandesi. Quindi è proprio nel giro di 4 anni, 5 anni iniziano. Quindi questa cosa qua secondo me sarebbe dopo magari Certo. Ma sì, assolutamente, farla oggetto di un'altra live, oppure un ciclo di live, perché comunque più di una, sono almeno credo 3, se non ricordo male, le guerre anglo-olandesi, anche se le avevamo già trattate quando avevamo parlato insieme a Giulio Poggiaroni ed Emiliano Beri della guerra marittima in età moderna. Quindi insomma, detto questo, io ringrazio te, ringrazio voi che ci avete ascoltato, speriamo di non avervi annoiato e a questo punto vi rimando, sempre parlando di storia dell'età moderna, perché ultimamente stiamo cavalcando insomma questo lungo percorso, vi do appuntamento alla prossima live che se non ricordo male sarà il 23, dove tornerà una nostra vecchissima conoscenza, cioè Elia Morelli, e sarà il primo di 2 appuntamenti, uno dietro l'altro, a distanza ovviamente di una settimana, e parleremo della rivoluzione americana. Quindi, insomma, secondo me, forse converrebbe insomma, venire a seguire, perché ce ne saranno delle belle, delle chicche, cose molto interessanti e altro argomento, insomma, non così tanto studiato a scuola. Menzionato, ma non studiato. Quindi, insomma, detto questo, io ringrazio te, Riccardo, ringrazio di nuovo voi, ci grazie a te. vediamo la prossima settimana, ancora qui, su Paresia. Arrivederci a tutti. Evviva!